Bentornati in studio. Nella seconda parte del nostro telegiornale apriamo la pagina del calcio, parliamo subito del Palermo che non è riuscito a centrare la quarta vittoria utile consecutiva che l'avrebbe comunque mantenuto in testa alla classifica. La partita bizzarra contro l'Avellino al Partenio finisce 2-2, ce la racconta Marco Gullà. Sotto l'albero di Natale un panettone amaro per il Palermo. Al Partenio di Avellino finisce 2-2, un punto che rallenta la corsa dei rosanero verso i piani alti della classifica. Monza, Frosinone e Venezia vincono tutte. Il Palermo, per non perdere la scia, doveva necessariamente centrare i 3 punti. Una gara dai 2 volti, quella di Avellino, primo tempo in mano agli Irpini, ripresa con il Palermo più aggressivo e capace di ribaltare con Ranocchia e poi Ampalo il gol di Biasci. Ma nel finale Diachité si fa espellere, l'Avellino pareggia con un super gol di Palumbo. Ma andiamo per ordine, è l'Avellino a giocare meglio nella prima frazione di gara. Joronen è attento e non si fa sorprendere in alcune occasioni, ma al 39esimo gli Irpini passano in vantaggio. Errore di Ranocchia, la palla finisce sui piedi di Missori che serve Biasci tutto solo nel cuore dell'area piccola. Il numero 14 non sbaglia davanti a Joronen, 1-0. Il Palermo non reagisce, la formazione di Inzaghi gioca male con poca verve. Ceccaroni sbaglia e Tutino alla palla del raddoppio, ma dopo aver aggirato Joronen non riesce a segnare. Manovra lenta, Palermo con il motore ingolfato, i cambi di Inzaghi però rivitalizzano la squadra. Fuori Segre, Bani, dentro Gomez e Giasi. Al 70esimo il pareggio dei siciliani. Da palla inattiva Augello, scodella per Ceccaroni che controlla e calcia in porta. Sulla respinta di Dafara Ranocchia scarica un bolide di Mancino sotto l'incrocio, 1-1. 80esimo calcio di rigore al Palermo per questo fallo di mano in area irpina, poi Ampalo è glaciale, 2-1, ma non è finita. Inizia un'altra era del match. Diachité espulso per doppia ammonizione e subito dopo pareggio Avellino con questa perla di Palumbo, 2-2. Il Palermo è alle corde, nel recupero Joronen salva Rosanero con parate prodigiose. La formazione di Inzaghi non riesce a vincere la quarta gara consecutiva. Adesso invece ci occupiamo del Catania che tra poco sarà in campo alle 14:30 al Massimino contro l'Atalanta Under 23. L'obiettivo della squadra di Toscano è chiudere il 2025 con una vittoria per agganciare il primo posto in classifica con proprietà con il Benevento. Il servizio di Francesco Triolo. Una squadra giovane di qualità, soprattutto a centrocampo in avanti. Mimmo Toscano ha presentato così l'Atalanta Under 23 di scena oggi pomeriggio al Massimino contro un Catania che ha come obiettivo quello di tenere il ritmo del Benevento e riagganciare al primo posto in classifica. È una gara difficile come tutte le altre, una squadra giovane, una squadra di qualità, soprattutto nel reparto di centrocampo e davanti, una squadra che gioca, che crea, in tutte le partite che abbiamo visto ha creato problemi a qualsiasi squadra, quindi ci sono tutte le componenti per essere una gara impegnativa. Noi vogliamo chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi davanti alla nostra gente e ci siamo preparati per questo. Toscano deve fare i conti con l'assenza di Di Gennaro per squalifica. La linea difensiva dovrebbe essere composta a 3 da Pieraccini, Allegretti e Celli. Torna disponibile Martic, come ha detto anche Toscano, ma bisogna capire quanti minuti ha nelle gambe. A centrocampo spazio per Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma, con Jimenez e Lunetta ad agire alle spalle di Forte, giunto a quota 7 gol in campionato. Partiranno dalla panchina Rolfini e Caturano, per i quali Toscano ha sottolineato come siano parte del gruppo e non è escluso possono essere impiegati anche insieme a Forte, è il caso di Caturano. Di fronte ai rossazzurri si troveranno un Atalanta reduce dalla sconfitta interna con il Sorrento. Bocchetti dovrebbe schierare una formazione a specchio rispetto a quella del Catania, almeno inizialmente con il doppio trequartista Cortinovis Vavassori alle spalle dell'unica punta di ruolo Misitano. Calcio inizio alle 14:30, da mezz'ora prima su Telecolor il via a diretta stadio con le anticipazioni dal Massimino, la gara da vivere insieme e il post partita con le interviste ai protagonisti. Adesso chiudiamo la nostra pagina del calcio con la partita, il derby tra Siracusa e Trapani, che sarà l'ultima gara per le due siciliane prima della fine del 2025. Si incontreranno oggi allo stadio De Simone. Il servizio.
Siracusa-Trapani è un derby crocevia, squadra in campo dalle 14:30 al De Simone, in palio 3 punti di vitale importanza. L'ultima gara del 2005 non è per nulla banale. Siracusa e Trapani rivali ma gemelle per un cammino recente contraddistinto da pareggi per le future penalizzazioni e 2 presidenti, Ricci e Antonini, tanto amati per il ritorno in C, ma oggi contestati dai tifosi. A gennaio la classifica di entrambi sarà riscritta, un motivo in più per vincere il derby del De Simone. Tra gli azzurri Conturati squalificato in tribuna, 23 convocati, assenti Zanini, Iobbe e Krastev, disponibili Bonacchi e Candiano, confermati l'ex Basulla tre quarti e Molina punta centrale, trasferta vietata ai tifosi del Trapani. Ci apprestiamo a giocare un derby importante, un derby sentito, un derby di grande rivalità calcistica e quindi ci siamo preparati benissimo perché l'obiettivo nostro è quello di chiudere nel migliore dei modi il 2005, il girone d'andata, 2025, scusate, il girone d'andata caratterizzato da tante situazioni spesso extracalcistiche dove però la squadra ha mantenuto sempre fermo l'obiettivo, l'idea di isolarsi, di lavorare e quindi questa settimana i ragazzi hanno dato tutto. Granata senza gli infortunati Negro, Stramaccioni e Benedetti, convocati Di Noia, Fischenaller e Ciuferri. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TG Sicilia che sarà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. A Palermo è ancora ricoverata la donna di 33 anni ferita nella notte da proiettili vaganti esplosi in piazza Nascè tra le vie della Movida. Aperta la caccia ai responsabili, acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Non una, ma 2 le violenze sessuali subite da un bambino di 11 anni del Palermitano. Dal racconto del ragazzino emergono nuovi e raccapriccianti particolari degli abusi commessi da 2 quattordicenni. È giallo a Trapani, dove un uomo è stato trovato morto nel piazzale vicino al palazzetto dello sport. Il corpo era riverso in una pozza di sangue. Il Sicilia Express arriva in Sicilia, a bordo centinaia di pendolari che dal nord Italia hanno raggiunto l'isola per Natale con il convoglio della regione nato contro il caro voli. Approvata a tarda notte la finanziaria regionale, la maggioranza di centrodestra ne esce dilaniata e nel pieno di una crisi. Adesso si attende il rimpasto della giunta Schifani. Lombardo chiede l'assessorato alla sanità. A Siracusa ieri pomeriggio la processione dell'8ª di Santa Lucia dalla Borgata fino ad Ortigia. La pioggia all'uscita del simulacro non ha fermato i festeggiamenti. Calcio in Serie C, il Catania vince 2-0 contro l'Atalanta Under 23 e riconquista la vetta della classifica. Doppietta di Jimenez, soddisfatto Toscano, abbiamo centrato l'obiettivo. Ancora ben trovati, lo avete sentito in apertura, si torna ancora a sparare a Palermo. È ancora ricoverata la donna di 33 anni che è stata ferita nella notte da dei proiettili vaganti che sono stati esplosi in piazza Nascè. Siamo tra le vie della Movida. Il dramma dei genitori che aspettano davanti al Trauma Center di Villa Sofia. Intanto proseguono le ricerche dei responsabili. Manlio Viola. Non è in pericolo di vita Valentina Peonio, la donna di 33 anni ferita nella notte con un colpo di fucile da caccia esploso da una Smart parcheggiata in pieno centro a Palermo. La donna è ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia, con lei la madre Francesca Palma e il padre Paolo che attendono le valutazioni dei medici. Mia figlia stava tornando a casa quando è stata colpita, racconta la madre. Noi siamo stati informati dell'accaduto dal fratello e dall'amica con cui si trovava. Tutto è avvenuto intorno alle 2:30 della notte. Dopo le prime indagini gli inquirenti
inquirenti tendono però a scartare la prima ipotesi, quella di una spedizione punitiva. L'arma usata infatti è un fucile da caccia caricato a pallini. Proprio la rosa dei pallini ha causato il ferimento alla spalla della donna. Altri pallini sono stati trovati nelle piante e nelle auto parcheggiate in zona. In due a bordo della Smart parcheggiata stavano maneggiando il fucile, a quanto sembra, e sarebbe partito un colpo indirizzato alla folla, ma del tutto in modo involontario. Dopo aver sparato, la Smart si dava alla fuga e a ridosso della via Mazzini investiva due giovani che stavano attraversando la strada, sbattendoli a terra. Per loro, per fortuna, soltanto ferite lievi. Per tutta la notte l'area è rimasta transennata e gli investigatori della Polizia Scientifica e dei Carabinieri hanno cercato tracce e interrogato possibili testimoni. È stata ascoltata anche l'amica della donna ferita, che si trovava a pochi passi. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e a caccia aperta a chi ha sparato. E dopo questo ennesimo episodio di violenza è uscita poco fa questa notizia. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha annunciato che domani mattina sarà convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. L'appuntamento per i vertici delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale sarà alle 11:30 in prefettura. All'ordine del giorno una possibile stretta dopo appunto l'ennesimo fatto di sangue in centro a Palermo. E restiamo nella Palermitano in questo caso, parliamo di quel ragazzino, bambino di soli 11 anni, abusato. Adesso si scopre che c'era stato almeno un altro episodio di violenza. Le indagini si concentrano su 2 quattordicenni. Sentiamo il servizio di Adelaide Barbagallo. L'orrore, lo stupro, la vergogna li aveva già vissuti il ragazzino di 11 anni di un paesino delle Madonie che dopo il secondo episodio è riuscito a vincere la paura e a raccontare tutto alla madre. Ad abusare di lui e costringerlo a rapporti sessuali completi 2 quattordicenni nell'abitazione di uno dei due all'uscita da scuola. Sentito dalla procuratrice del Tribunale dei Minori di Palermo con a fianco uno psicologo, il bambino ha confermato e fornito ulteriori dettagli. Il primo episodio a fine novembre, il secondo a dicembre. Al momento gli inquirenti si concentrano sui due ragazzi che per la loro età e gravità delle azioni potranno essere puniti dalla legge, ma il branco potrebbe essere stato più numeroso. Come spesso accade, i telefonini sequestrati potranno fornire immagini, chat e delineare il quadro della crudeltà. Entrambi i quattordicenni hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali col minore, asserendo però che l'undicenne era consenziente. Ma i referti dei sanitari dell'ospedale Cimino di Termini Imerese raccontano di ferite e lesioni che fanno comprendere come il ragazzino abbia invece lottato per sfuggire agli abusi. Perché io? Perché mi hanno fatto questo? Ha chiesto in lacrime il ragazzino alla madre. La donna è corsa subito a denunciare. La Procura di Trapani ha disposto l'autopsia sul corpo di un uomo che è stato trovato senza vita nei pressi del palazzetto dello sport. Ad allertare i carabinieri una telefonata anonima giunta al 112 ieri sera, poco prima della mezzanotte. Ci dice tutto Laura Spanò. È giallo a Trapani. Ieri sera poco prima della mezzanotte una telefonata giunta al 112 ha segnalato la presenza del corpo di un uomo ricoperto di sangue nella zona antistante il palazzetto dello sport a Piazzale Ilio. La persona che ha telefonato però non si è fatta trovare nella zona. Il corpo verosimilmente si trovava nei pressi di questa struttura apparentemente abbandonata, ma in realtà con la luce del giorno si vede dalle masserizie che vi sono ammassate dentro che era abitata e da tempo. Si potrebbe trattare di un senza fissa dimora che ha trovato ospitalità nella zona, che è stata transennata, immediato l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco e infine di un'ambulanza del 118. Ai soccorritori però non è rimasto altro che confermare il decesso. Si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Nella zona del ritrovamento gli investigatori del nucleo operativo del comando provinciale hanno lavorato per ore alla ricerca di una qualsiasi traccia. Tutti i reperti rinvenuti sono stati portati via e saranno esaminati. Al momento sono queste le uniche notizie che trapelano. Per fugare ogni dubbio sulla causa della morte potrebbe infatti non trattarsi di morte violenta. La procura ha disposto l'esame autoptico sulla salma. C'è un'ultima ora a proposito di Palermo, della nostra notizia di apertura. Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro Valentina Peonio di 33 anni. La donna è viva solo perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Il responsabile sarebbe sceso dall'automobile, si sarebbe avvicinato alla vittima chiedendole scusa e ora sarebbe
sarebbe in fuga. La famiglia sta provando a contattarlo per convincerlo a costituirsi. Secondo quanto accertato, il giovane stava mostrando a una ragazza, forse la sua compagna, l'arma di cui era in possesso, ma inavvertitamente sarebbe partito il colpo che ha raggiunto alla spalla appunto la 33enne, adesso è ricoverata al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia. A quel punto si sarebbe subito avvicinata alla vittima per capire appunto come stesse e alla vista del sangue sarebbe andato nel panico, fuggendo a bordo della Smart. Questa, dicevamo, una notizia dell'ultima ora. Intanto continuiamo con un altro servizio. Scoperti 3 mega depositi pieni di abiti contraffatti tra Catania e Mister Bianco, un fiume di merce falsa pronto a invadere il mercato in vista del Natale. Sequestrati 2 milioni di capi contraffatti che avrebbero fruttato oltre 15 milioni di euro. Eva Spampinato. Erano pronti a finire sotto l'albero di milioni di siciliani, confezionati e presentati come capi di lusso, oggetto del desiderio di molti, eppure era tutto fake, un regalo falso eppure illegale. A Catania la Guardia di Finanza ha inferto un colpo durissimo al cuore del mercato del falso. Sequestrati 2 milioni di capi di abbigliamento e accessori contraffatti, nascosti in 3 enormi depositi tra Catania e Mister Bianco. Un vero e proprio tesoro illegale, stipato in magazzini per oltre 600 metri quadrati, più di 4.000 scatoloni pieni di borse, giacche, scarpe, tute sportive con i marchi più famosi al mondo, dal lusso allo streetwear, dai brand dell'alta moda a quelli sportivi. Tutto falso ma curato nei minimi dettagli, con etichette e perfino QR code che rimandavano ai siti ufficiali delle maison, capaci di ingannare anche l'occhio più esperto. La merce era pronta a finire sul mercato proprio ora, alle porte delle festività natalizie. Secondo le stime avrebbe fruttato oltre 15 milioni di euro. 3 le persone denunciate, mentre le indagini proseguono per risalire all'intera filiera del falso. Un'operazione che accende i riflettori su un fenomeno sommerso che danneggia l'economia legale e mette a rischio anche i consumatori. Sono tornati a casa poco prima dell'ora di pranzo gli oltre 500 fuorisede che hanno approfittato del Sicilia Express. Anche per queste festività la Regione ha organizzato un treno con biglietti a prezzi calmierati e sabato prossimo arriverà un secondo convoglio. Francesca Loi. L'attesa dei familiari. Il Sicilia Express arriva a Siracusa. Il treno partito da Torino si è fermato qui, come a Palermo, dopo quasi un giorno di viaggio. 560 i fuorisede a bordo. Anche se i biglietti siamo riusciti a prenderli solo 2 giorni prima, sono stati un po' una sorpresa, non sapevo nemmeno se riuscivamo a prenderli. Tra musica, balli e tombolate, il viaggio è stato un vero divertimento. L'allegria emerge anche dalle stories pubblicate sui social. Vorrei agganciare il tono alla sonata. Devo dire che come iniziativa è stata abbastanza carina, divertente e sicuramente la rifarei. Il Sicilia Express è sempre più atteso, un'opportunità che la Regione dà ai fuorisede, un modo per sfidare il caro voli che in questo periodo ha l'exploit. Una bellissima esperienza, io non sono mai scesa con il treno e ci siamo divertiti, abbiamo fatto 1000 attività e è stato veramente bello. I biglietti al prezzo di €29,90 sono andati a ruba in un batter d'occhio. Novità di quest'anno il bis. Sabato prossimo infatti arriverà un secondo treno che porterà altri siciliani che studiano o lavorano al nord. 2 anche le partenze per il rientro 5 e 10 gennaio. Perché per spostarsi dal nord al sud non basta un cassonetto. Poi Vale, ma che... Approvata nella notte la finanziaria regionale, ma restano le polemiche e gli scontri in una maggioranza ormai al limite della crisi. Manlio Viola. Con 29 voti a favore e 23 contrari, all'1:30 della scorsa notte è stata finalmente approvata la finanziaria regionale siciliana. I lavori sono proseguiti fino oltre le 3 del mattino per il coordinamento delle norme con il bilancio della regione e l'approvazione delle tabelle. La legge di stabilità si compone alla fine di 57 articoli, mentre altri 78 saranno trattati a gennaio in 2 diversi disegni di legge stralcio, uno dei quali costituirà una vera e propria finanziaria bis. Alla fine passano tutte le norme considerate irrinunciabili dal governo, 200 milioni di
decontribuzione e incentivi alle assunzioni, altri 210 per la Super ZES unica per gli industriali siciliani, 15 milioni per i bonus edilizi, l'aumento delle giornate per i forestali, la stabilizzazione dei trattoristi ESA, i contributi in più ai comuni, l'aumento a 25 ore del lavoro degli ex PIP stabilizzati. Ma la finanziaria politicamente è stata un bagno di sangue. Forza Italia attacca la gestione d'aula da parte del presidente Galvagno, che avrebbe permesso con le riscritture la nascita di una vera e propria maggioranza alternativa, un ribaltone silenzioso dando spazio a Norma e PD, 5 Stelle, Sud chiama Nord, Movimento per l'Autonomia. Ma Galvagno non ci sta e in un messaggio mandato di notte ai deputati difende chi non ha avuto niente e fa saltare sulla sedia Ismaele Lavardera che minaccia esposti alla magistratura. A sua volta è l'opposizione che questa volta non ci sta. Una maggioranza schizofrenica che tende a dare le responsabilità ad altri. Ma nel messaggio di Galvagno c'è ben altro. A gennaio, dice il presidente dell'Ars, chiederò alla maggioranza un serio confronto, a meno che non si voglia andare a casa prima. Questa mattina, di ritorno dagli auguri natalizi a Roma col presidente Mattarella, Schifani spegne le polemiche, ringrazia Galvagno per la gestione d'aula e sottolinea come la finanziaria rispecchia la politica economica di sviluppo del governo e per il terzo anno consecutivo eviti il ricorso all'esercizio provvisorio. E nel tradizionale incontro per gli auguri di Natale da Catania, l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo lancia un messaggio chiaro a Schifani. Sentiamo. Bisogna fare quadrare il cerchio e questo lo può e lo deve fare Schifani. Il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi di MPA Grande Sicilia al Parco degli Aragonesi, nelle ore in cui si discute la finanziaria a Palermo, non manca di proporre un ragionamento politico da parte dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, che da Catania si rivolge direttamente al governatore in carica Renato Schifani. Questo cerchio ha bisogno di essere quadrato, con forza, con autorevolezza e con la determinazione che l'elezione diretta gli consente. Da ora in poi si fa così con questa squadra e si raggiungono questi obiettivi. Chi non ci sta se ne vada, tanto c'è un anno e mezzo da qui alle elezioni ed è un anno e mezzo, come dire, per rilanciare la regione e per raggiungere obiettivi importanti. Altro capitolo, la questione sanità. Nella sanità ci vuole un gatto feroce che senza trappole per i topi e senza colle dove si resta appiccicati, li metta tutti a stecchetto e li intimorisca tanto da fare diventare tutto virtuoso. Io un nome ce l'ho e l'ho fatto a lui. Per carità, si può chiamare bianco, verde o giallo, o russo se volete, ma va fatto subito. E adesso andiamo a Siracusa, dove ieri i cittadini hanno riabbracciato Santa Lucia, ieri appunto la processione dell'ottava. Sentiamo. Dalla borgata a Ortigia, una settimana dopo, Santa Lucia torna al Duomo. Una processione spedita rispetto al passato, con l'uscita anticipata alle 15 e il rientro poco prima delle 21. Quando il simulacro varca il portone inizia a piovere, così indietreggia, per poi uscire dopo una ventina di minuti. È la prima volta che accade, come è la prima volta che Santa Lucia incontra la Madonna delle Lacrime con la luce del giorno. Dal sagrato del santuario il monito dell'arcivescovo. La scorsa settimana ci hanno molto rattristato le notizie degli attentati che sono stati compiuti a danno di alcuni esercizi commerciali. Siracusa deve risplendere sempre della luce di Gesù che brilla in Santa Lucia. Poi l'omaggio dell'Unitalsi, dopo la sosta davanti all'ospedale Umberto I. Dal Corso Gelone entrano in campo i vigili del fuoco. Peraltro quest'anno ricorre anche il 35esimo, è giusto ricordarlo, del terremoto proprio del 90 di Santa Lucia. Quando Santa Lucia è in giro è sempre un bagno di folla, come lo è durante i giorni dell'ottavario. Sono stati momenti veramente emozionanti e poi anche partecipati perché la gente non è mancata, anche con il maltempo, con il freddo, con la pioggia. All'arrivo a Ortigia, come sempre, gli attesissimi fuochi d'artificio. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, con il Catania che questo pomeriggio vince contro l'Atalanta Under 23 e riconquista la classifica. A tra poco.
Bentrovati, adesso il calcio, la Serie C, il Catania vince 2-0 al Massimino contro l'Atalanta Under 23, decisivo Jimenez, autore di una doppietta, e adesso i rossazzurri sono di nuovo in vetta assieme al Benevento. Sergio Colosi. Il Catania vince e convince, riconquista la vetta e chiude il girone d'andata senza gol subiti al Massimino. 2-0 all'Atalanta Under 23 con la doppietta di Jimenez. Sotto una pioggia battente davanti a quasi 20.000 spettatori, prestazione di grande spessore dei rossazzurri. Toscano lancia dall'inizio Pieraccini per lo squalificato di Gennaro, con Donnarumma a sinistra e Lunetta trequartista. Nell'Atalanta occhi puntati su Vavassori, già 8 gol quest'anno. Ritmi alti fin dalle prime battute, un'uscita decisiva di Vismara su Lunetta e un destro di Vavassori con respinta di Dini sono le occasioni all'alba dell'incontro. Al minuto 32 Catania in vantaggio, nessun dubbio sull'irregolarità di Guerini su Lunetta. Dagli 11 metri l'ex di turno Jimenez spiazza Vismara con un piatto sotto la traversa. L'inesauribile Panada guida i rari tentativi di rimonta. Prima del riposo il sinistro di Lunetta è potente, ma Vismara si supera. Ci prova anche Cortinovis con Dini attento. Al rientro dopo un'intensa pioggia, terreno di gioco ancora più pesante. Lunetta alza la mira, entrano Rolfini e Caturano, per Lunetta è forte. Dini chiude su Simonetto e sull'angolo Comi colpisce di testa al lato. Il Catania torna a dominare. Il destro di Casasola finisce sul palo esterno. Caturano non è lucido in zona gol, ma lancia Rolfini fermato dal palo. Sulla respinta il destro di Jimenez è vincente per il 2-0 finale. Soddisfatto Toscano, che sentiamo dopo la gara. Era l'obiettivo che ci eravamo posti, di finire il girone d'andata in testa. Ci siamo riusciti con fatica, nessuno ti regala niente. Questa squadra ha il piacere di fare fatica, di sacrificarsi, di lavorare per migliorarsi ogni giorno. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti, secondo me, dal punto di vista fisico, dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. I ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo costruito questa squadra, l'abbiamo plasmata affinché non fosse un gruppo che trovasse alibi, giustificazioni alle emergenze o alle decisioni arbitrali, di trovare sempre soluzioni e uscire da situazioni che possiamo uscire per le qualità che abbiamo, e oggi l'hanno dimostrato. E adesso la Serie B, il Palermo non c'entra, la quarta vittoria consecutiva al Partenio di Avellino, finisce 2-2, gara bizzarra e che il Palermo doveva vincere per non perdere terreno verso le prime della classe. Marco Gullà. Sotto l'albero di Natale un panettone amaro per il Palermo. Al Partenio di Avellino finisce 2-2, un punto che rallenta la corsa dei rosanero verso i piani alti della classifica. Monza, Frosinone e Venezia vincono tutte. Il Palermo, per non perdere la scia, doveva necessariamente centrare i 3 punti. Una gara dai 2 volti, quella di Avellino, primo tempo in mano agli Irpini, ripresa con il Palermo più aggressivo e capace di ribaltare con Ranocchia e poi Ampalo il gol di Biasci. Ma nel finale Diachité si fa espellere, l'Avellino pareggia con un super gol di Palumbo. Ma andiamo per ordine, è l'Avellino a giocare meglio nella prima frazione di gara. Ioronen è attento e non si fa sorprendere in alcune occasioni, ma al 39esimo gli Irpini passano in vantaggio. Errore di Ranocchia, la palla finisce sui piedi di Missori che serve Biasci tutto solo nel cuore dell'area piccola. Il numero 14 non sbaglia davanti a Ioronen, 1-0. Il Palermo non reagisce, la formazione di Inzaghi gioca male con poca verve. Ceccaroni sbaglia e Tutino alla palla del raddoppio, ma dopo aver aggirato Ioronen non riesce a segnare. Manovra lenta, Palermo con il motore ingolfato, i cambi di Inzaghi però rivitalizzano la squadra. Fuori Segre, Bani, dentro Gomez e Giasi. Al 70esimo il pareggio dei siciliani. Da palla inattiva Augello, scodella per Ceccaroni che controlla e calcia in porta. Sulla respinta di Dafara Ranocchia scarica un bolide di Mancino sotto l'incrocio, 1-1. 80esimo calcio di rigore al Palermo per questo fallo di mano in area irpina, poi Ampalo e glaciale, 2-1, ma non è finita. Inizia un'altra era del match. Diachité espulso per doppia ammonizione e subito dopo pareggio Avellino con questa perla di Palumbo, 2-2. Il Palermo è alle corde, nel recupero Ioronen salva Rosanero con parate prodigiose. La formazione di Inzaghi non riesce a vincere la quarta gara consecutiva.
Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Bentrovati. Un uomo, Giuseppe Caruso, di 39 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è morto in ospedale a Patti, dove era ricoverato dopo un incidente tra la sua moto e un'auto. La vittima stava viaggiando sulla provinciale 140 con la moglie in direzione di Sant'Angelo di Brolo. La donna è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina, mentre Caruso è deceduto alla Barone Romeo di Patti per i traumi e le lesioni riportate. Dai primi accertamenti sembra che una BMW abbia travolto un'auto nel tentativo di sorpassarla e il veicolo potrebbe essere finito contro la moto, sbalzando così a terra la coppia. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e ancora una buona domenica.